Corsa conclusiva del Super Frustino Tommaso Grassi Award, ritirato Domingo Bar. Sono questi i partenti: Denise Doria Almeida, Dolcenera ZS, Capta, Corcovado, Dakota Grimm in prima fila, Donna Vittoria Par, Bacon Top, Diamond Francis, Ernest Jett in seconda. Con favore del pronostico per Diamond Francis, numero 9, Andrea Farolfi in sediolo. In partenza veloce Corcovado, conquista la testa, all'esterno si impegna invece Dakota Grimm, che andrà a chiedere strada. Dakota Grimm insiste su Corcovado, Dolcenera ZS in terza posizione. Dakota Grimm si avvantaggia gradualmente, passa a condurre con disinvoltura dopo 250 metri di gara sulla condiscendente Corcovado. Più indietro c'è Kafta. Intanto il quarto iniziale coperto nell'ordine del 29,4, mentre dalle retrovie sono ancora nelle retrovie Diamond Francis, Ernest Jett. Dakota Grimm davanti cerca di moderare l'andatura ai 600 in 45,4, questo parziale addirittura in 16, e nessuno ancora muove dalle retrovie, così Dakota Grimm può avere per il momento vita facile. All'esterno Kafta, mentre in scia c'è Bacon Top che ha in schiena a sua volta Diamond Francis ed Ernest Jett. Se ne vanno in 59,9 gli 800 metri, ma ha potuto graduare sensibilmente Dakota Grimm e a questo punto qualcuno dovrà andare a fare la corsa. Vedremo Kafta sempre per corsie esterne a lato di Corcovado, mentre si muove a questo punto Bacon Top con in schiena Diamond Francis che scatta addirittura in quarta ruota. Più indietro Ernest Jett. Intanto però Dakota Grimm spara un parziale violento in 14 secco. Dakota Grimm in vantaggio. In seconda posizione c'è ora Bacon Top, mentre scatta all'esterno ancora Diamond Francis. Lungo la corta c'è Corcovado, retta d'arrivo con Dakota Grimm in vantaggio. Dakota Grimm nel finale ha ancora buon margine nelle battute conclusive, controlla tutti i tentativi di Diamond Francis, vince sullo stesso. Al terzo Corcovado, al quarto è Dolcenera ZS. La vittoria dunque per Dakota Grimm. Vincenzo Luongo, che si prende così i 10 punti e porta la sua classifica a 17 punti, che naturalmente non bastano per raggiungere Gennaro Amitrano, vincitore, con 23 punti, almeno a meno che non ci siano interventi d'autorità. Gennaro Amitrano dovrebbe dunque aver vinto la classifica con i suoi 23 punti. Filippo Gallo con 18 dovrebbe essere il secondo, mentre Vincenzo Luongo con i 10 punti acquisiti con la vittoria di Dakota Grimm andrebbe a 17, quindi sarebbe soltanto terzo.